Ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Questa mattina è stato sparato un colpo di carabina nel palazzo di fronte verso un appartamento al quinto piano di via D'Annunzio a Palermo, nel quartiere Unità d'Italia, a pochi passi da via Libertà. Al momento le autorità stanno conducendo indagini per scoprire l'autore dell'atto. Le due studentesse universitarie che hanno affittato l'appartamento sono ancora sotto shock. La Guardia Costiera ha intercettato la scorsa notte a 3 miglia a sud dell'isola di Lampione un peschereccio egiziano di circa 20 metri di lunghezza impegnato in attività di pesca nelle acque territoriali italiane. Questa attività è vietata ai pescherecci stranieri che si trovano nelle acque sotto la sovranità del governo italiano. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 21 anni per il reato di rapina aggravata ai danni di un'anziana donna a Pedalino, frazione del comune di Comiso nel Ragusano. Il sospettato si è introdotto furtivamente nell'abitazione dell'anziana che aveva dimenticato la porta socchiusa. L'uomo l'ha aggredita rubandole diversi monili in oro che erano in casa. Gli operatori delle forze dell'ordine di Messina hanno concentrato l'attività sulla vendita di fiori, incrementata dalla giornata internazionale dedicata alla donna, sia lungo le vie cittadine principali, sia nelle zone commerciali più importanti. Durante la mattinata sono stati effettuati 9 sequestri di fiori a carico di ambulanti privi di autorizzazione per il commercio ambulante. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle ore 20.